C'è un sacerdote del Veneziano tra i due parroci della diocesi di Treviso accusati di abusi da un ex seminarista. La Curia trevigiana informa la Santa Sede e chiede rispetto per gli accusati, hanno diritto di difendersi. Ore decisive nel centro-sinistra veneziano per la scelta del candidato sindaco alle prossime comunali. Le componenti della coalizione si confrontano sul nome dell'imprenditrice Gabriella Chiellino. I carabinieri di Vigonova hanno denunciato per furto aggravato un artigiano 42enne di Mira impiegato come operaio in una casa di Fossò. La proprietaria le aveva lasciato le chiavi, lui le rubava i gioielli. Dal Parlamento arriva la soluzione per 200 famiglie di Sottomarina colpite da cartelle esattoriali da migliaia di euro o ingiunzione di sfratto per colpa di una complessa vicenda burocratica. Scattato a Venezia il piano per la sicurezza durante il Carnevale, arrivano 100 agenti di polizia che si sommano al personale di questura, carabinieri, finanza e polizia locale. Centinaia di persone hanno accompagnato il corteo storico delle Marie partito nel pomeriggio da San Pietro di Castello, domani mattina al volo dell'Angelo dal campanile di San Marco. Da Venezia alla Slovenia, passando per il Carso con i suoi sapori e paesaggi, Confesercenti di Venezia ha presentato un progetto di largo respiro accanto a università e realtà slovene. Ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la vicenda della denuncia di un ex seminarista che ha accusato due parroci di averlo violentato mentre era un ragazzo. Tra questi due parroci ci sarebbe anche un sacerdote veneziano tuttora in servizio. La Curia trevigiana informa la Santa Sede. Sentiamo. Dopo 30 anni dall'uscita del seminario, appunto, ho deciso di denunciare gli abusi che ho avuto, abusi sessuali e non solo, vessazioni, umiliazioni e quant'altro da parte di due sacerdoti, uno dei quali era il responsabile della comunità e l'altro era assistente. Oggi questi due sacerdoti sono uno parroco. Ecco, sono due parroci. Uno è un sacerdote del Padovano e uno del Veneziano, due parrocchie che fanno parte della diocesi di Treviso. Sarebbero stati loro ad abusare di Gianbruno Cecchin, ex seminarista, un macigno che lo schiaccia da 30 anni. 30 anni di sofferenze, incubi, tanti pianti. Oggi Gianbruno, 48 anni, originario di Galliera Veneta, dove è stato anche assessore in passato, è un docente di filosofia e ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi sessuali che sostiene di aver subito nel 1990, quando da studente di teologia frequentava il seminario vescovile di Treviso. Dopo 30 anni la svolta, un viaggio ad Haiti, l'incontro con un medico diventato suo compagno e la decisione di raccontare tutto in una lettera indirizzata all'attuale vescovo di Treviso e a Papa Francesco che vuole incontrare. A spingerlo alla denuncia proprio il recente vertice in Vaticano sul tema della pedofilia. La forza è stata anche quello di conoscere altre persone che hanno vissuto le mie stesse dolorose avventure. Si riesce, si può vivere per 30 anni con un peso di questo tipo? Si sopravvive, non si vive. Si sopravvive perché ogni giorno ritornano indelebili quei momenti alla mente mia. Ogni sera quando vado a letto, quando andavo a letto, ritornano gli incubi, mi svegliavo di notte e ancora adesso. Che cosa mi ha spinto? Mi ha spinto il fatto che ho bisogno di serenità per affrontare degli importanti progetti nella mia vita privata. All'epoca dei fatti provò a rivolgersi all'allora vicario generale Monsignor Daniel, oggi vescovo emerito di Chioggia, ma la vergogna lo paralizzò e passò un'intera nottata chiuso in macchina senza riuscire a confessare nulla di quanto era accaduto. Oggi Gianbruno si è allontanato dalla Chiesa. Io non vado più in chiesa, non credo più nell'esistenza di Dio, perché se Dio ci fosse stato non avrebbe permesso che tantissimi giovani come me, migliaia di giovani come me vivessero quello che ho vissuto io, e quindi credo che non avrebbe permesso, quindi per me Dio non esiste più. Non ha paura di affrontare un processo. Gianbruno Cecchin è sereno, convinto di essere dalla parte della verità e ai due parroci che accusa vorrebbe rivolgere una sola domanda. Gli chiederei solo perché l'avete fatto. E in una nota diffusa oggi la diocesi ha immediatamente preso posizione. Del fatto la Curia trevigiana ha informato la Santa Sede.
Lotta agli abusi, ma anche rispetto per le persone e le istituzioni accusate che hanno diritto di difendersi e tutelare la propria onorabilità. Di fronte alla denuncia di Gianbruno Cecchini, il docente di Galliera Veneta che ha raccontato di essere stato vittima di violenza da parte di 2 sacerdoti quando era seminarista, la diocesi di Treviso ha immediatamente diffuso una nota sottolineando di essere impegnata nella lotta agli abusi nella Chiesa e per la ricerca della verità, anche nel rispetto dovuto a chi è destinatario delle accuse mosse. È il vicario Adriano Cevolotto a firmare la presa di posizione della diocesi, informata della vicenda dallo stesso Cecchin, che ha inviato al vescovo, Monsignor Michele Tomasi, una lettera in cui ricostruisce gli abusi, più di una decina di episodi, e con il quale pareva dovesse esserci un incontro, salvo poi una serie di rinvii e la definitiva decisione del 49enne di rinunciarvi. È con dolore ma anche con serenità che stiamo procedendo per valutare i passi da fare in tutte le sedi, scrive Cevolotto, di fronte al clamore che le accuse di Cecchin hanno sollevato. Ribadendo la volontà di chiarezza, trasparenza e verità, aggiunge: esprimiamo la nostra fiducia nei confronti dei 2 sacerdoti coinvolti e del loro lavoro, che è una fiducia in tutto il presbiterio diocesano. La politica, ora sono ore decisive nel centro-sinistra per la scelta del candidato sindaco alle prossime comunali. Le componenti delle coalizioni si confrontano sul nome dell'imprenditrice Gabriella Chiellino. Il centro-sinistra veneziano non può più aspettare, anzi, secondo qualcuno ha già aspettato troppo e le prossime ore dovrebbero essere decisive per la scelta del candidato sindaco alle amministrative di questa primavera. Il nome dell'imprenditrice Gabriella Chiellino, avanzato dal Partito Democratico, è quello attorno al quale dovrebbe stringersi l'accordo della vasta galassia di partiti e liste civiche pronte ad un'ampia alleanza per la conquista di Cafarsetti. Conta il programma, conta il lavoro molto importante che la coalizione sta facendo e ha già fatto sui temi programmatici. Io credo che su questi temi, sui temi ad esempio delle politiche sociali, sui temi ambientali, sui temi del decentramento e delle municipalità, questa coalizione ha le idee chiare e che saranno naturalmente le idee che andranno condivise con la candidata e il candidato sindaco. Il nome di Gabriella Chiellino sostituisce in un percorso rivelatosi evidentemente più tortuoso del previsto quello del rettore di Ca' Foscari Michele Buglisi, proposto dal Partito Democratico e particolarmente gradito a componenti civiche come il gruppo 25 Aprile, ma accolto con freddezza dalla componente rosso-verde della coalizione. Nella girandola di nomi era entrato con insistenza anche quello della capogruppo PD Monica Sambo, ma il profilo individuato al momento è Gabriella Chiellino. Lunedì è riconvocato il tavolo della coalizione e a quel tavolo le diverse forze che la compongono daranno conto delle verifiche che hanno fatto sulla proposta emersa nel corso dell'ultimo tavolo. Poi io la dico così, non è che se servano qualche ora in più il tavolo è un tavolo manicheo. La data esatta delle elezioni che decideranno chi governerà Venezia per i prossimi 5 anni ancora non c'è. In compenso c'è chi i blocchi di partenza della campagna elettorale li ha lasciati da un pezzo. In primis il sindaco uscente Luigi Brugnaro, che sta aprendo diversi punti di informazione sul territorio ed è in trattativa per un accordo al primo turno con Lega e Fratelli d'Italia. C'è poi il presidente di municipalità di Venezia, Murano e Burano, Giovanni Andrea Martini, uscito dal PD dopo aver chiesto invano le primarie del centro-sinistra, da tempo candidato con tutta la città insieme. In area centrodestra il professor Stefano Zecchi, già attivo nel referendum per la separazione tra Venezia e Mestre e ora candidato con il Partito dei Veneti. Ed ora l'economia, continua il dibattito sulla manovra. Sentiamo. Noi abbiamo difeso e difenderemo sempre la spesa sociale e sanitaria in vista di servizi universali, cioè rivolti all'intera cittadinanza. Secondo, che vogliamo un fisco più equo, meglio distribuito per le persone, e combattere l'evasione fiscale, che è una piaga di questo Paese. Terzo, che gli investimenti, sia pubblici che privati, sono fondamentali. I contenuti che hanno qualificato la manovra di bilancio del governo sono stati al centro di un incontro pubblico organizzato a Mestre da Articolo 1. Politici, sindacalisti, addetti ai lavori si sono confrontati su un tema sensibile in un contesto internazionale che ancora una volta riserva diverse criticità. Loro sono ottimisti, il governo è ottimista, ma deve essere ottimista per definizione, altrimenti come l'imprenditore pessimista non fa niente durante il giorno. Però ci sono premesse non positive.
alcune che non dipendono da noi, ne cito soltanto due. La prima è quella del coronavirus, la seconda è la crisi della Germania, il PIL tedesco che è fermo, si è fermato. Ecco, queste non dipendono da nostre scelte, ce ne sono altre che dipendono da nostre scelte interne, cito la burocrazia, cito il fisco. Burocrazia e fisco finiscono con l'essere spesso criticati come un argine allo sviluppo dell'imprenditoria, soprattutto in una regione caratterizzata come il Veneto da un fitto tessuto di piccole e medie aziende. Noi abbiamo iniziato un cammino verso la semplificazione che non vuol dire rinunciare ai controlli nei campi, sanitari, della sicurezza del lavoro, che sono assolutamente essenziali, ma richiedere al produttore soltanto quegli sforzi che sono effettivamente necessari per raggiungere gli obiettivi. Ancora cronaca, i carabinieri di Vigonovo hanno denunciato per furto aggravato un artigiano 42enne di Mira, impiegato come operaio in una casa di Fossò. Sentite cosa è successo. L'accusa è di aver rubato circa 30.000 euro di gioielli dalla casa di una donna di Fossò in cui svolgeva dei lavori come muratore. Le indagini dei carabinieri di Vigonovo hanno portato alla denuncia di un incensurato di Mira e al recupero quasi totale della refurtiva, rinvenuta in diversi compro-oro, Adolo e Mira, ad eccezione di alcuni gioielli già fusi. Ancora nella disponibilità dell'uomo, inoltre, è stato rinvenuto un diamante del valore di circa 15.000 euro che precedentemente era incastonato su un anello. I fatti risalgono a gennaio, quando durante i lavori la donna aveva consegnato all'artigiano le chiavi di casa. La ventina di preziosi sottratti, tra orologi, collane e anelli, erano custoditi in una scatola nella camera da letto. Riparazione del danno e lavori di pubblica utilità per un giovane del San Donatese sotto processo con l'accusa di aver danneggiato la fontana del Parco dei Granatieri a Musile di Piave. I fatti risalgono al settembre del 2018. Ad accorgersi del giovane, poi querelato per danneggiamento dal comune, il parroco di Musile, che aveva allertato i carabinieri. Al termine del procedimento giudiziario, oltre ad avere riparato il danno materiale al comune, il ragazzo si è reso disponibile a svolgere lavori di pubblica utilità. Va verso una soluzione positiva la vicenda di 200 famiglie di Sottomarina a cui stavano arrivando cartelle esattoriali da migliaia di euro e addirittura un'ingiunzione di sfratto per colpa di una complessa vicenda burocratica. Pensiamo di avere già la vittoria in tasca, in quanto tutti i gruppi parlamentari hanno espresso il loro parere favorevole. Manca il passaggio definitivo al Senato, è vero, ma già centinaia di persone possono tirare un profondo sospiro di sollievo. La Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la legge per il trasferimento al comune di Chioggia delle case ex demaniali lungo il Lusenzo, dove vivono 200 famiglie che per complessi motivi burocratici si erano viste recapitare dal demanio preoccupanti cartelle esattoriali. Cartelle esattoriali di centinaia di migliaia di euro che hanno pesato sulla testa di queste persone. Finalmente poi siamo riusciti anche a bloccarne l'invio di ulteriori e a bloccare l'esecutorietà di quelle che erano già arrivate ai residenti. La vicenda, che va verso una soluzione, si trascinava da decenni in aree di Sottomarina per le quali, nonostante la costruzione di immobili secondo le autorizzazioni previste e regolarmente registrati in catasto e nel piano regolatore generale, mai era stato formalizzato il passaggio di proprietà dallo Stato ai cittadini. Da Venezia alla Slovenia, passando per il Carso con i suoi sapori e paesaggi. Confesercenti Venezia ha presentato un progetto di largo respiro accanto a università e realtà slovene. Veneto, Friuli e Slovenia, in questa parte stupenda della Slovenia, sono assolutamente collegati dal punto di vista storico, ma anche produttivo. Sì, i prodotti hanno una loro caratteristica. È un viaggio tra i prodotti, i colori e i paesaggi del Carso, quello del progetto AgroTour 2, presentato al Combo in Campo dei Gesuiti dalla Confesercenti di Venezia con Istituto Agrario della Slovenia, Università di Trieste, Udine, Nova Gorica e Comune Sloveno di Komen. L'obiettivo è quello, partendo da prodotti come il vino terrano o il prosciutto del Carso, di creare nuove forme di agricoltura sostenibile e agriturismo. Qui si può creare maggiore occupazione, specialmente occupazione giovanile. Poi
tutta la parte tecnologica viene studiata dall'università, la parte scientifica anche sulle proprietà dei prodotti, che è fondamentale. Il progetto AgroTour 2 nasce grazie alla programmazione Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 che vede il territorio della provincia di Venezia tra i beneficiari accanto a Friuli e per l'appunto Slovenia. 78 milioni di euro messi a disposizione dal Fondo di Sviluppo Regionale per un movimento complessivo di oltre 100 milioni in 7 anni. È un programma che ha finanziato complessivamente oltre 50 progetti, di cui 41 con partner del Veneto, con 335 beneficiari in tutta l'area di programma. Quindi abbiamo tante iniziative che stiamo portando avanti e mi pare con buoni risultati, come in questo caso. Linea alla regia, ora per la pubblicità, restate con noi, tra poco parleremo di Carnevale. Ed eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Parliamo ora di Carnevale, si comincia ad entrare nel vivo, scattano a Venezia anche i piani per la sicurezza. Da domani mattina sarà operativo il centro di comando avanzato in piazza San Marco, mentre sono 100 gli agenti di polizia di rinforzo ottenuti dal Ministero dell'Interno, che si sommano a tutto il personale della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Tra misure messe in campo dal Questore per la prevenzione della criminalità, un camper della Polizia con telecamere sempre attive si alternerà in Piazzale Roma e Piazza Ferretto con un analogo mezzo dei Carabinieri. La Polizia Locale ha già attivato squadre specializzate antiborseggio in Borghese, cogliendo in flagranza di reato 2 uomini e 2 donne. Oggi pomeriggio centinaia di persone hanno accompagnato lo storico corteo delle 12 Marie, partito da San Piero di Castello, poi l'ingresso in Portantina, secondo un'antica tradizione, dal Ponte della Paglia fino a Piazza San Marco. E poi domani mattina tocca al volo dell'Angelo dal campanile di San Marco. Una folla di persone in festa ha accompagnato oggi pomeriggio il Corteo delle Marie, uno dei momenti più attesi e suggestivi del Carnevale di Venezia. Le 12 Marie sono state scortate da figuranti, giocolieri, gondolieri, trampolieri, artisti e sbandieratori. La partenza da San Pietro di Castello, il corteo ha percorso pian piano tra coriandoli e squilli via Garibaldi, una delle zone più popolari e antiche di Venezia, quindi il passaggio in riva Sette Martiri. Dal Ponte della Paglia l'ingresso in Portantina delle Marie fino a Piazza San Marco, dove migliaia di persone e tante maschere hanno salutato tra gli applausi il loro arrivo. Sul palco del Carnevale c'è stata poi la presentazione ufficiale insieme al direttore artistico della Kermesse, Massimo Checchetto. Così il Carnevale di Venezia 2020, in un pomeriggio baciato anche dal sole, può ufficialmente entrare nel vivo e domani mattina si replica con il volo dell'Angelo dal campanile di San Marco. L'Angelo quest'anno sarà rappresentato dalla bellissima Linda Pani, Maria del Carnevale di Venezia 2019, e si attende un altro pienone. E grande partecipazione per la 7ª edizione di Lido in Love, organizzata dalla Proloco del Lido Pellestrina, il flash mob in piazzale Santa Maria Elisabetta, momento clou di una giornata con tante iniziative, e ospiti d'onore sono state proprio le 12 Marie del Carnevale. Musica, ballo e danza per dire no a ogni forma di violenza contro le donne. Grande partecipazione al Lido di Venezia per la 7ª edizione di Lido in Love. Molti sono stati protocolli d'intesa sottoscritti anche con la prefettura, con l'ospedale. C'è una reperibilità H24 dell'ospedale dell'Angelo e di civile di Venezia, in cui le donne possono rivolgersi. Il messaggio che noi vogliamo dare è quello di denunciare e di non sentirsi sole. Molte le iniziative che hanno scandito la giornata. Ospite d'onore del flash mob le 12 Marie del Carnevale. Non solo musica e intrattenimento, mercatini e sorprese per i bimbi, anche un interessante convegno
Contra i relatori, la senatrice Donatella Cozzati, e iniziative concrete dedicate alla salute e alla prevenzione grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana. L'amore non è violenza. L'amministrazione comunale di Venezia è attenta e sensibile al tema della violenza sulle donne, non solo con il centro antiviolenza che è uno dei primi in Italia, ma attraverso tutta una serie di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza, ma anche di percorsi che accompagnano le donne vittime di violenza. Un plauso va alla Pro Loco dell'Ide Pellestrina che con impegno instancabile ha organizzato la manifestazione. Un'iniziativa che ormai è giunta alla 7ª edizione, ma che è andata crescendo man mano in questi anni. Quindi noi siamo orgogliosi di far parte di questo movimento che vuole dire no alla violenza sulle donne. Ed ora un'occhiata alla nostra programmazione. A partire dal 1° marzo andrà in onda un nuovo programma che vedrà protagonisti i cori italiani e che andrà appunto in onda dalla domenica 1° marzo, dai canti alpini a quelli popolari, dai gospel ai brani più moderni. In attesa del via, questa sera a partire dalle 21:15 arriva Aspettando tutti in coro. Inizieremo quindi a conoscere i cori che partecipano alle audizioni. Ascolteremo 4 brani per ogni coro. Stasera tra gli altri c'è il coro Castel di Conegliano, il coro Miscellaneus di Portoviro ed il coro Treppini di Padova. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione. Come sempre in chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone sempre presente sul nostro territorio e dunque sempre bel tempo. Il dettaglio di domenica 16 febbraio. Sul Veneto sole prevalente, specie sulle aree costiere, ma alta pressione è sinonimo anche di foschie e nebbie, specie sulle pianure e sulle vallate, localmente anche persistenti per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, valori massimi invece compresi tra 9 e 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia, Giulia. Anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, solo con qualche addensamento in montagna. Temperature minime fino a 5 gradi, valori massimi invece tra 11 e 13 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a -3 gradi, massime invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.